Di cosa mi sono scocciato? Della crisi. Qua siamo al mercato per raccimolare qualcosa a fine mese, però purtroppo non si riesce più neanche qui, che è l'ultima spiaggia per i potenziali acquirenti, no? Che prima acquistavano ai negozi, adesso qua vengono a comprare qualcosa, però purtroppo si è fermato anche questo lavoro qua. Io mezzo spaziato e fatica. Il traffico non ne parliamo proprio, le buche per le strade, per terra, la spazzatura che in alcune zone non si ritira, ce ne sta che ce ne sta, perciò ho detto di tutto. Di avere fastidio per telefono quando mi chiamano queste qua di diciamo SIP, videophone, una continuazione, quindi questo è uno degli sfastidiamenti. È un periodo proprio nero per tutti, specialmente per i ragazzi, i giovani che non trovano niente, non trovano un lavoro. Di stare senza lavorare, nonostante io abbia laurea, esperienze e controesperienze. Il lavoro c'è, ma è sempre un lavoro a nero e quindi sinceramente per non favorire il lavoro a nero preferisco aspettare e perseverare per trovare un lavoro dignitoso, no? Perché la dignità non ha prezzo. Io dico sempre sono scocciata di correre, di quello, perché si corre continuamente. Pure la moglie assessore, tutto quanto, perché non servono a niente. Ci dicono una cosa, ci fanno una cosa, ci promettono una cosa e non ci fanno niente. Perciò stiamo sempre puntati qua, la miseria ci sta acchiappando, la gente sono in casa con il terreno. Ora dico, se io ti dico qualcosa vuoi appreso, non ti vengo.